io mi ci sono ritrovato. Quello che rappresenta per noi sanguinare da un dito e cercare su internet i sintomi e scoprire di avere il cancro. Cioè, tu hai uno starnutisci, ok? Cerchi su internet perché starnutisco alle 7 di pomeriggio. Trauma. Lo starnuto può rappresentare cancro al colon, cancro al polmone, cancro al naso. Ok, è la stessa identica cosa. Ma certo, il messaggio passa, perché il messaggio è passa. passato addirittura dopo generazioni, voglio dire, è la paura di una persona semplice di trovarsi davanti alla muerte. Censuro per YouTube, perché non so se... Will you guys just slow it down and make it funky? Allora, cominciamo. Ah, ma l'hai Sì, allora, sono riuscito a fare la presentazione. Allora, l'ho fatta prima. Il film, noi lavoravamo. Esatto. Grandissimo. E il format si chiama Il film è finito ed è un dibattito che non è un dibattito, è una discussione firmata da noi e del quale abbiamo bisogno. E questa frase ha più valenza di quanto crediate. Leo dalle 5 alle 7, che è il normale orario dell'aperitivo. Fats. La regista, parliamo di lei, è, se lo pronunzio correttamente, Prova a pronunciare. allora, Agnès Varda. Agnès Varda. Agnès Varda. L'ho Ottimo. pronunciato male. Ottimo. Bene. È nata in Belgio, quindi non è francese, cioè nel senso parla francese ma non è francese. Vabbè, ok? Il suo vero nome non è Agnès, era Arlette, che poi ha cambiato. È l'unica rappresentante donna della Nouvelle Vague, che è una corrente cinematografica. E se possiamo anche qui interrompiamo subito dicendo una delle apripista Delle apripiste, Mhm. senz'altro. che poi tutti dicono Godard, Romer, No, lei c'era Truffaut, prima. ma lei c'era prima di molti di questi maschietti che comunque salutiamo e abbracciamo, però Non solo salutiamo, sono nel film peraltro. sì, esatto. Dopo vediamo. Scusa se ti ho interrotto. Prima del 1950 aveva visto solo 10 film, quindi non era una cinefila, quindi... Però artista sì, dentro e visibilmente artista. Sì, Cioè, molto. Però, cavolo, dopo aver visto 10 film... pochi ma buoni. Faceva la fotografa lei prima. Ecco. Fotografava praticamente, faceva la fotografa ai matrimoni in Belgio e poi, non so, è switchato qualcosa, è cambiato... Era artista. Era artista. E ha fatto parte... Allora, io adesso ne ho scritto che nell'83 è stata parte della giuria del Festival del Cinema di Venezia. In realtà ha fatto parte di 1000 giurie, credo, l'hanno chiamato ovunque. Mi riferisco sempre con ha fatto parte, era, perché sta vibrando il telefono, il telefono, ok, non funziona più. Stai tenendo in mano. Beh, è bello comunque. Ci ha lasciati, è per quello che parlavo al passato. Vai avanti. Ok, era una super amica di Jim Morrison nel periodo in cui è stato a Parigi e infatti è stata una delle uniche persone ad andare al suo funerale, poche persone, erano in 6. E oltretutto è stata la prima a dare un ingaggio a Gérard Depardieu, però solo per 8 minuti in un film che non è mai uscito. Di cui esistono gli 8 minuti Esatto, di cui recuperati alla Cinémathèque Française. Esatto, e poi l'hanno proiettato nel 90, mi pare, il film, e non mi ricordo come si chiama. Bravo, non me lo ricordo neanche io. Metteremo il titolo del film in sovraimpressione. E ha fatto parte di un'altra giuria, vabbè, adesso ne ho aggiunta un'altra nel cinema di Cannes nel 2005. Andiamo avanti. Allora, il film Cleo di Schrödinger perché? Perché è sia viva che morta allo stesso tempo, secondo me. Non sapevo come cominciare. Allora, andiamo avanti. Allora, fun facts. Tutte quelle persone lì, che sono persone molto importanti e persone di spicco nell'ambito del cinema, soprattutto francese, hanno fatto dei cameo all'interno del film che... In un unico punto. Esatto.
Esatto, tutti insieme. Esatto. E dalle 5 alle 7 sarebbe... Beh, sarebbe sex in the afternoon in realtà, cioè è l'espressione con cui i francesi intendono il sesso consumato più o meno in quell'orario. Tu hai scritto, cioè vabbè, insomma, Ho è un voluto orario aperitivo. censurare un attimo il... Però è usato a ragione perché il film dura 1 ora e mezza, quindi... Non sapevo come fare, ho provato ad essere un po' succinto. Prego. Allora, altri fun facts. Ci hanno ingannati, soprattutto la Germania ha ingannato i suoi spettatori, perché il film è ambientato di martedì, ma i tedeschi hanno scritto mercoledì dalle 5 alle 7. Speriamo sia esatto, tedeschi. Il film si trova in 40, ma no, veramente, cioè, ho perso il conto delle liste dei film più consigliati. Il miglior film con donna come regista, 100 film da vedere prima di morire. Così. Questo è uno di E, questi. voi l'avete visto Questo già, è uno dei effettivamente. 100 film da vedere prima di morire. Ma tu che titolo scientifico hai per dire per sostenere altri, per sostenere il contrario? Nessuno. No, neanch'io, però. Puoi essere sicuro che fosse uno di quei 100? Dopo. Sembra che sia così. Bene. No, non è l'ultimo. Allora, quella Non lo persona so, che non abbiamo ho al nostro guardato la fianco lista. Avrebbe preferito morire. avrebbe preferito morire. È così. Ok, Vabbè, ottimo. cioè, abbiamo subito anche noi un inganno perché il film copre dalle 17 alle 18:30 e il capitolo finale del film è proprio termina alle 18:30. Però guarda, l'ha scelto apposta per poter Cavolo. non perché il titolo fosse ammiccante, ma perché così aggiunge una sfumatura di senso, insomma. Poi effettivamente è 1 ora e mezza in tempo reale, però poi lo diremo. Avanti. Bloopers. Perché ne ho messi 2 di punti? In realtà ce n'era solo uno. Va bene, ok. Vabbè, alla fine praticamente si vede un carrello utilizzato Non per si, la si vede e non si vede, Si vede e però non si quanti vede. l'hanno visto? Secondo me nessuno in realtà. Cioè, però questo andrebbe un po' spiegato, perché Vai, Carlo. il carrello è il carrello su cui si piazza la macchina da presa Che va, che si va, muove. che chiaramente consente di fare quella lunghissima ripresa di loro due in mezzo busto, insomma, nel film. Dato che è già tutto noioso per la maggior parte delle persone, non è che voi due ora ci mostrate fisicamente che cos'è un carrello? Cioè, potete fare questa Però, cosa? allora, per noi. secondo me lui e Strap possono... Vi prego, fatelo. Cosa lui è strappo? Grazie. Beh, ma non per fare il carrello. No, fermi un attimo. Dai, fate il carrello. YouTube censura queste cose. Ma non è niente di... Mostrate come funziona un carrello. Siamo demonetizzati. Siamo già stati bannati da Spotify. Strap e Walk dalle 5 non lo so. Comunque Le musiche. funziona. Non. Questa è un'altra storia. Ma- Andiamo avanti, per favore. Allora, in un documentario è stato rivelato che la regista si è accorta dopo di aver visto effettivamente, di aver inquadrato il binario, e aveva convinto anche i produttori a fare una nuova ripresa a produzione finita oltretutto, quindi pagando profumatamente. Però tutte le riprese che sono state fatte successivamente non erano all'altezza di quella che avevano fatto all'inizio, e quindi hanno tenuto quella con il blooper in mezzo, e grazie a questo disguido noi possiamo mostrare questa diapositiva. Prego, avanti. Analisi tecnica di Carlo Collaniga. Vabbè, è tutto molto difficile in realtà, però il quadro da cui partire ha senso perché Agnès Varda l'ha tenuto come il riferimento iconografico che spiega il film, e in effetti questo è La morte della fanciulla di Hans Baldung, che è un incisore del Cinquecento. La morte della fanciulla, sì, perché effettivamente il tema del film è proprio questo, cioè è un percorso dalla bellezza alla morte, potenzialmente attraverso la paura che poi negli anni in cui il film si girava. Perché in realtà non era stato predeciso che il film dovesse essere girato a Parigi, è stata una necessità di budget, cioè quando il produttore l'ha chiamata dicendole sai che c'è, ci piacerebbe che tu facessi un film sullo stile di Godard, un qualcosa che di leggero, di poco costoso, però sullo stile. E lei ha pensato l'unica cosa che si può fare in pochi soldi è
a Parigi, cioè perché questo consente chiaramente di avere un budget ridotto. E pensando a Parigi, lei ha pensato alla sensazione di ansia e di paura che le facevano venire in mente la città e i fatti che succedevano all'epoca a Parigi, ma direi nella Francia. E il contesto è la Nouvelle Vague, quindi stiamo parlando di un cinema di rottura rispetto al cinema preesistente, cioè a livello di riprese, a livello di grammatica del film siamo davanti a un'opera molto più libera, cioè molto, molto più libera che in passato. E Anche. certo, cioè è proprio un modo per resistere e combattere il cinema che c'era stato prima, sia da un punto di vista ideale sia da un punto di vista formale. Quindi il film si iscrive all'interno di questo movimento. E ha senso precisarlo perché poi tutto quello che diremo tecnicamente discende da questo principio, cioè quindi l'idea di fare un film di una freschezza e di un'attualità che era effettivamente quella dei giovani dell'epoca, dei giovani degli anni 60, dei primi anni 60. Allora, il film è una flânerie e un ritratto. E se notate, tipo la A è di colore diverso perché abbiamo dovuto copiarla Esatto. da una preesistente su Google. Non sapevamo nemmeno definirla e quindi abbiamo... Cioè, quindi sì, è il ritratto di Cléo, cioè di Florence in realtà si chiama. E però è una passeggiata all'interno di Parigi, della Parigi del tempo, insomma. Quindi il film mette insieme queste due cose e in pittura si direbbe che Cléo è il centro, come dire, geometrico e espressivo dell'opera, però tutto quello che sta attorno in realtà è di pari importanza in qualche modo e il film, per mettere in scena questa passeggiata, questa specie di deriva sua, utilizza delle tecniche che in parte sono documentaristiche, in parte no, e in parte hanno a che fare col trattamento del tempo e dello spazio, quindi queste due coordinate sono essenziali e sono in ordine strettamente logico e cronologico e in maniera proprio precisa, quindi l'assistente alla regia Marin Karmitz, che poi è diventato un famosissimo produttore, ha cronometrato effettivamente il percorso che lei fa per capire se fosse realistico, cioè se potesse stare nell'ora e mezza che era stata definita come il tempo reale delle riprese. Inizialmente l'idea era quella di fare un film che durasse tutta una giornata, quindi sarebbe stata giornatona veramente. E in realtà sì, poi si è deciso un'ora e mezza precisa, e tutto quello che vediamo può succedere realisticamente, realmente in quel lasso di tempo. E quindi da Rue Rivoli all'ospedale della Salpêtrière ci sono effettivamente un'ora e mezza di cose che succedono abbastanza a braccio. Sembra a braccio, poi chiaramente completamente orchestrate. E il film è stato girato in ordine cronologico, quindi praticamente le riprese si sono svolte come le vedete, cioè non c'è stato, come spesso nel cinema, un'economia per cui si è deciso di girare prima un gruppo di sequenze per economizzare, ottimizzare il tempo. Si è girato tutto cronologicamente e infatti l'attrice dice effettivamente l'espressione di stanchezza che io ho alla fine è autentica, cioè quando mi si vede nelle ultime sequenze io sono esattamente nello stato in cui ero dopo tutto il percorso delle riprese, e questo è realistico nell'economia del film. Tecniche e stile di ripresa che poi hanno a che fare soprattutto con la fotografia, e qua entriamo proprio nel tessuto espressivo della Nouvelle Vague, cioè il fatto che c'è un uso della macchina da presa molto più lieve, molto più leggero, molto più spontaneo che non nel cinema del passato, anche se poi il film fa largo uso della carrellata, che è una tecnica di ripresa abbastanza consolidata anche nel passato, in cui per lunghe sequenze si vede lei seguita dalla macchina da presa e viene seguita proprio dalla macchina da presa posizionata su un binario e inquadrata in teleobiettivo dall'alto, diciamo. Questo anche ha un sentore un po' documentaristico. Quello che è bello notare è proprio la spontaneità di quello che succede a livello di macchina da presa, cioè quindi abbiamo panoramiche a schiaffo, la macchina da presa che ondeggia con i personaggi quando c'è la sequenza musicale al centro del film. Ma anche quando sono in auto, per esempio. Esatto, quando sono in auto la macchina è posizionata all'interno anche gioca con questi aspetti. Proprio così. Nonostante avrebbe potuto fare
tenere uno stile tutto pulito. Esatto, invece è misto, cioè Esatto. ci sono delle Però cose... la possibilità ci sarebbe stata, è solo proprio È una scelta, esatto, è proprio una scelta espressiva, precisa e chiara che svincola la macchina da presa, svincola le regole preesistenti, formali del cinema e le porta dentro una realtà molto più spontanea, poi vedremo anche a livello di illuminazione. La cosa invece per quanto riguarda la scenografia, cioè il decor, la cosa appunto da notare molto alla Nouvelle Vague è la macchina da presa in un contesto urbano e lasciata andare non in teatro di posa, diciamo. Quindi tutto quello che si vede nel film è reale, è esistente ed è stato ripreso lì al momento. Non c'è ricostruzione d'ambiente neanche per quanto riguarda la sua casa, la casa di Cléo, però l'altalena per esempio era l'altalena che Agnès Varda aveva in casa e l'ha prestata al personaggio. Specchi e orologi, questo è il motivo visivo del film che per lo più viene cioè che è abbastanza insistito nel film. Gli specchi nella prima parte del film, perché lei ha un mutamento a 43 minuti, 45 minuti, cioè quasi a metà del film, lei si veste di nero e il film cambia completamente. Cioè prima è il film di una persona che guarda se stessa ossessivamente, cioè su superfici riflettenti che vengono poste ovunque all'interno del film. Gli specchi sono onnipresenti nella prima parte. Nella seconda parte si sente di più la presenza degli orologi che ci sono già prima e quindi c'è l'idea del tempo e soprattutto lei inizia a rendersi conto degli altri, quindi è una persona che inizia a vedere se stessa attraverso lo sguardo degli altri in pratica, e questa è una cosa che anche Agnès Varda ha spiegato in una delle sue interviste. Le interpretazioni, soprattutto Corinne Marchand, che è la protagonista, è lei che fa il film fondamentalmente. Lei è stata trovata, aveva fatto un film con Jacques Demy che era il marito di Agnès Varda, Lola, che è un film anche citato nel Sol dell'Avvenire, quel film discutibile del maestro italiano. La sagoma di Andrea si sta materializzando. Allora sì, per quel che, cioè lei è stata scelta proprio per incarnare l'ideale del quadro mostrato in precedenza, cioè una bellezza piena nel pieno del vigore, nel pieno della sua, che viene aggredita a un certo punto da un dubbio, dalla presenza della morte, della paura della morte. Quindi il film è il racconto di questo fondamentalmente. E anche poi della paura del presente, perché c'è lo spettro della guerra d'Algeria che è evocato molte volte. Anche il personaggio che lei incontra nel finale è un personaggio che ha come lei paura della morte in realtà. Cioè, questa è una cosa un po' che magari non arriva subito, però è abbastanza chiaro che la loro intesa è basata su una comprensione reciproca, esatto. Diversa. Beh, anche diversa. Poi No, era di Bati. No, di Bati. Beh, poi lo facciamo iniziare, ci daremo un sacco di botte. Sono sicuro. Sì, cioè, una cosa sui dialoghi che sono molto poetici, soprattutto nell'ultima parte, quasi poetizzanti, un po' così. Ed questa è una caratteristica della Nouvelle Vague, cioè dialoghi un po' aforistici, un po' è una marca abbastanza tipica del tipo di film. Anabim, cioè due cose interessanti, che in realtà il quadro che vi avevamo mostrato all'inizio compare proprio nel film in 2 o 3 sequenze, però è nascosto, cioè c'è e rispecchia il tema del film, ma non viene mai inquadrato in primo piano, è solamente sullo sfondo. È una curiosità che però ha senso, così come ha senso parlare del film muto all'interno del film, che è appunto un film nel film in cui ci sono tanti personaggi celebri della Nouvelle Vague, da Godard, che è il protagonista, ad Anna Karina, che era la fidanzata di Godard all'epoca e la protagonista di Vivre sa vie, che è un altro film importante della Nouvelle Vague. E Varda dice che quel segmento lei l'ha pensato così perché nel quarto atto il film di solito si ferma un po', cioè c'è un po' di stanchezza, e quindi quella roba lei l'ha fatta per riavvivare un po', per rendere un po' più vario il film. È interessante perché lei dice
io volevo avere la scusa di mostrare gli occhi di Godard, che all'epoca appariva sui giornali solamente con gli occhiali neri, e quindi mi sono inventata una storia in cui gli occhiali neri condizionano proprio la visione della vita. Poi c'è la morte comunque anche al centro del film muto, e nel momento in cui lui si toglie gli occhiali si rende conto che sono quelli a fargli vedere la realtà così nera, e Cléo indossa comunque un paio di occhiali neri nella sequenza del bar, nella seconda parte, che alludono in qualche modo a questo. Poi, vabbè, sì, ci sarebbe tantissimo da dire, però sul montaggio, è il montaggio tipico della Nouvelle Vague, molto rapido, fatto di stacchi anche non coordinati secondo il principio della continuità, della perfetta leggibilità del film. Per esempio, non so, nella parte in cui lei si veste di nero dietro la tenda nera c'è un taglio molto radicale. A un certo punto il film va a nero e ci si rende conto solo un attimo dopo che lei è dietro una tenda, che è un esempio. Ovunque. Esatto. Sì, praticamente ovunque. Poi in realtà questo tipo di, anche non so, la sequenza in cui lei scende le scale all'inizio viene ripetuta per 3 volte, ci sono 3 inquadrature di lei che scende. Questa è una roba molto insolita che nel cinema classico non si sarebbe mai vista. No, perché diciamo, scusa, un piccolo, cioè diciamo che l'elemento di rottura che c'è anche nel montaggio è quello di essere diversi dallo stile soprattutto americano che c'era prima, che è quello che c'è nella maggior parte dei film anche che vediamo adesso a livello di montaggio, cioè un montaggio che non percepisci, no? Di cui tu che guardi il film non te ne accorgi. Ecco, in questo film ad esempio ti accorgi che c'è il montaggio, no? Adesso. Gli stacchi. Esatto. Esempio, una persona cammina, poi c'è il taglio e sta camminando di nuovo. Questo tipo di visione è molto leggera e scorrevole, e tu entri dentro alla visione di questo film. Invece qui è il contrario. È in evidenza, è tutto in evidenza. Esatto. Sì, anzi è utile precisarlo, nel senso che appunto la maggior parte dei film che anche oggi vediamo effettivamente lavora nel senso di non farci percepire mai che dietro c'è cioè le sequenze sono incollate di fatto. Però nella visione di un film, in realtà, se uno se ne rende conto, tutto può essere scomposto. E in realtà questo torna anche utile adesso spiegarlo, perché ci sono, sempre nella seconda parte, 3 inquadrature, anche quelle molto, molto Nouvelle Vague, che sembrano quasi dei tableau, cioè quasi dei quadri composti. Cioè c'è lei che rivede l'amante a letto, c'è l'inquadratura della parrucca sopra lo specchio. Quelle sono inquadrature pittoriche che c'entrano anche poco con il resto del film, che invece sembra molto spontaneo, molto... E quindi c'è questa varietà all'interno del film, che è corrispondente all'idea di creare un linguaggio nuovo. Ecco. Beh, sui costumi la cosa più interessante forse è il cambio d'abito, che è proprio anche a livello espressivo importante, dal vestito a pois al vestito nero, che proprio marca la differenza. E sulla fotografia forse direi qualcos'altro, ma poco, perché vabbè, una delle cose importanti, cioè una delle cose che ho letto rispetto, una curiosità, è che nella sequenza in cui loro vanno al parco c'è questa inquadratura di un prato sullo sfondo, e il prato sembra quasi sembra che ci sia un errore di fotografia, sembra quasi solarizzato, esatto, bruciato. E invece era voluto, il direttore della fotografia ha usato un filtro verde e quindi il prato in qualche modo è diventato bianco, e dava l'idea di un prato innevato, comunque creava un'atmosfera irreale, che era quella che Varda voleva, perché peraltro voleva girare il film non in estate come poi è stato girato, ma in primavera con la fioritura dei lillà, perché il fatto che il vento scorresse, cioè che soffiasse, avrebbe dato un senso diverso, un diverso avrebbe aggiunto qualcosa a livello d'atmosfera, non dice lei, e quindi c'è questa insomma la fotografia lavora con la luce naturale, lavora con senza riflettori, senza quel tipo di tecnica che si sarebbe usata prima nel cinema, in cui addirittura facevano vestire gli attori addirittura non di bianco ma di blu, perché altrimenti il bianco e nero sarebbe risultato diverso. In questo caso non c'è nessun tipo di attenzione per queste cose, c'è un senso molto diretto della ripresa dell'immagine. Vabbè, direi basta, insomma. Allora, andiamo alla prossima diapositiva.
Così siamo io e Carlo che lavoriamo alla presentazione prima. Quelli sono gli appunti di Carlo Sì. e quelli siamo noi. C'è anche Francesco. Io direi un altro applauso per Carlo Collanega che ha una voce della Madonna. Ah, giusto, la doppia cintura di Carlo, effettivamente. Allora, c'era tanto da dire troppo da dire, infatti ci siamo un po' trattenuti, però adesso siamo molto interessati nel sapere cosa pensate voi del film, ecco. Vi è piaciuto il film? Forse, aspetta, forse Ma c'era- porco Giuda, ho Scusa, appena chiesto se è piaciuto il film, alzate la mano. È piaciuto. No, no, sarebbe... no. Per favore, di che non ti è piaciuto. Cosa sta succedendo? Cosa? Non lo so, Ciao. Interessante. Che ti dica? No, non lo so. Sarebbe andare contro ogni mio criterio e dire che mi è piaciuto il film. Sebastiano Scapinello ha appena messo un profilattico al microfono, quindi finalmente possiamo consumare questo momento, grazie. Però cioè io te ne posso dare anche un altro, quindi combattete a darmi no, pari. No, fermi, comincia a diventare una censura. Dunque. No, che dire lui. Beh, ne abbiamo guarda, tiene due che così se no. Sì, prendi il dai. tu, grazie. Oh. Allora. Cos'hai? No, dai, Ah, non lo so. Io ho un sacco di domande nei confronti di questo Ok, film. ok. Cioè, cosa dovrebbe darci questo film? No, ma non sono io che posso rispondere, io non sono una tega. Cioè, voi avete studiato. Cosa dovrebbe darci questo? Cioè, io che sono uno spettatore ignorante. È un bel ritratto femminile, quantomeno. 5 euro la tua presenza. Vabbè, ok, lo trovo onesto. Diciamo che è un bel ritratto femminile. Un bel... Dai, non so. continua. No, basta, dirò solo questo, Basta. poi il resto lo dirà Seba. Due microfoni. Cosa? Perché cosa dovrebbe lasciare questo film? Allora, capisco la tecnica. Ok. Capisco, Madonna. Capisco la tecnica, capisco il fatto che è del 60. quindi 61, poi è uscito 60%. ok, quindi cioè, ci sono un sacco di cose super interessanti da lo spaccato che dà della Parigi del 61-62, un sacco di cose che mi hanno colpito da quel punto di vista, ma di per sé, e la storia è molto particolare, nel senso che posso definirla semplice, però semplice in contrapposizione a quello che c'era prima, ai film standard di prima, sicuramente è qualcosa di nuovo. Adesso forse non così nuovo, perché c'è un salto decisamente alto. Piade vibrante. Oddio santo beato. Però mi resta comunque il cosa deve darmi questo film. Cioè io ho visto questo film mi ha ucciso, mi ha annoiato tantissimo, però mi ha fatto vedere un sacco di cose interessanti, veramente interessanti. Ma a parte quello, cioè una morale? Beh, diciamo che Non c'è cioè, a livello magari cioè, emozionale, di impatto, cioè questo è un po' nel senso, non siamo cioè non sono io, non è lui cioè noi possiamo dirti poi quello che è per noi. Poi secondo me, cioè nel senso, questo film va anche visto, oltre che appunto contestualizzato, come ha fatto molto bene lui, secondo me, al tempo in cui siamo adesso, allo stile di visioni che abbiamo adesso, anche all'interno, diciamo, di questo contesto, no, di visione, che è un po' quello che cerchiamo di fare sempre, cioè cercare di proporre dei film, secondo noi, validi da molti punti di vista, che però tendenzialmente non siano stati visti da il nostro pubblico a casa. E quindi appunto vengo qui per vedere un film che potenzialmente non ho visto. Okay. Poi anche all'interno di una rassegna appunto che tratta questo tema della giornata e la concentrazione temporale. Adesso non so se c'eri l'altra volta o meno, però c'era un film a tratti simile, se vogliamo, per un certo tipo di sguardo, per un certo tipo di protagonista, di storia,
Però era un film del 2022, cos'era? Ok, 21, quindi anche 21, 21, ecco, questa cosa. Poi possiamo parlare per noi appunto di quello che è il film. Poi ovviamente non sono io a dover dire cosa Ma- ti deve lasciare o meno questo film. No, ma certo, ovvio, tu puoi dare il tuo punto di vista, è ovvio, ma l'autrice voleva trasmettere qualcosa, immagino, io che non ho studiato. Io so. Bravo. Tu che sai? Allora, in realtà non so, però io mi ci sono ritrovato perché praticamente, secondo me, questo film è quello che rappresenta per noi il sanguinare da un dito e cercare su internet i sintomi e scoprire di avere il cancro. Cioè, tu hai uno starnutisci, ok? Cerchi su internet perché starnutisco alle 7 di pomeriggio. Ok, esatto. Trauma. Lo starnuto può rappresentare cancro al colon, cancro al polmone, cancro al naso. Ok, è la stessa identica cosa. Ma tipo, certo, il messaggio passa, perché il messaggio è passa. passato addirittura dopo generazioni, voglio dire, è la paura di una persona semplice di trovarsi davanti alla muerte. Censuro per YouTube, perché non so se... Sicuramente muerte, no? perché è in spagnolo. No, quindi... hai ragione, saggio che sei. Esatto. E siamo in un canale italiano, quindi... Ma io capisco questo messaggio e si vede ed è palese lungo tutto il film. C'è la scala, vediamo cosa fai in quelle 2 ore. Allora, in quelle 2 ore antecedenti alla scoperta della morte o meno, vediamo cosa fai. È interessantissimo secondo me, capito? È lo squarcio di tempo prima di conoscere il tuo fatto, cioè prima dell'esecuzione. Detta così sembra estremo, però È un po' più o meno lo è, perché comunque lei... Poi incontri un dottore che potrebbe essere doppiato in dialetto romagnolo. Ma sì, ma stai tranquilla lei. Esatto. Ma guardi, Guarda, 2 mesi di e siamo a chemioterapia, posto. siamo a posto, non si preoccupi. Porco Giuda, cosa Porco mi vuol Giuda. dire, dottore? ok, però adesso io voglio chiedere quanti Lasagna. quanti di voi guardando il film hanno sperato che lei morisse? Allora, faccio una premessa necessaria. State parlando con una persona molto radicale nelle sue vedute, che vive la vita praticamente. Lui si definisce un carro armato. Beh, no. A me viene in mente Achille Occhetto che parlava del PC dicendo la gioiosa macchina da guerra, quell'imbecille. Perché applauso? Sei una gioiosa macchina da guerra anche tu? No, non gioiosa. Non gioiosa, forse è vero. No, cioè, effettivamente, cioè, quanti di voi hanno guardato il film e a un certo punto o annoiati o infastiditi dal protagonista perché se la gioca benissimo nell'essere un personaggio che si fa un po' odiare, no? Solo io l'ho odiata. È una persona fragile, è una persona che Ma, parte no, ok, fisista e attenzione, finisce con certo, un'ottica però insomma diversa. non stiamo ferendo i sentimenti di nessuno, è un ruolo, insomma, quindi sia ben chiaro. Però quanti hanno detto, cioè io, vabbè, sarò stato solo io. Io. Ok, va bene, perfetto. Basta. Beh, però la domanda ha senso, cioè magari qualcun altro può essere stato annoiato all'inverosimile. Ma non tanto per noia, cioè, proprio per lo svolgimento della trama, cioè nel senso a un certo punto Sì. questo personaggio diventa talmente pesante. È quasi rincuorante il fatto che infatti non ci sia trama in un certo senso, perché la cosa interessante è proprio questa, che non c'è praticamente, cioè è tutto molto a braccio quasi. Sì, succedono delle cose emblematiche, perché il film le seleziona, cioè c'è il tempo soggettivo e quindi lei vive una serie di cose interiori, cioè un misto di tempo oggettivo, cioè quindi il realismo, gli orologi che sono esatti, perfetti in ogni momento del film, scandiscono perfettamente il tempo, la scansione in capitoli. Può anche uno come ha una collana con un orologio, giusto? Può essere, cioè lei è una collana, che è una collana della regista. I miei occhi sono rovinati. Non so, Può essere. però gli orologi sono veramente, ce ne sono veramente tanti nel film. Comunque, grande. Grazie. Perché a me? Perché mi pesa? Ah, ok. Allora, a me il film è piaciuto e secondo me, allora, la tipa, la protagonista del film,
magari può suscitare una certa antipatia forse per un po' la sua vanità, un po' all'inizio, però poi secondo me durante il film, durante tutta la durata del film, acquisisce un certo spessore, cioè quando il dubbio sulla malattia mano a mano inizia ad assillarla sempre di più, si vede come lei inizia a avere dubbi su altri aspetti della sua vita, no? La sua relazione, se stessa, cioè proprio quando si guarda allo specchio ha dubbi perché smetterà di essere bella per colpa della malattia. Per cui secondo me è un bel personaggio questo, cioè non l'ho trovato un personaggio odioso, anche appunto questa sua vanità poi durante il corso del film secondo me acquisisce anche proprio anche qui una certa tridimensionalità, cioè non è più solo magari la ragazza che semplicemente le piace essere corteggiata o comunque le piace sapere di piacere, ma poi col fatto che subentra la malattia diventa proprio la consapevolezza che lei potrebbe proprio iniziare a non essere più bella per un motivo molto più, diciamo, più problematico, ecco. Sì. Scusate, citazioni interne. Questo sì per ora. Io devo dire qualcosa? Sì. Ah, ok. No, allora. No, beh, allora, il viaggio che fa la protagonista si vede. Il fatto che abbia una presa di coscienza, il fatto che, tra virgolette, cresca per quanto sia assurdo in 2 ore, vabbè, ok. Cioè, nel senso che di solito in un film fai un viaggio a livello temporale molto più ampio e quindi riesci più facilmente ad apprezzare la crescita di un personaggio, perché dici, ha passato, che ne so, 2 mesi in questa crescita qua, passate in 2 ore e sì, è ovvio, quello c'era, cioè sulle 2 ore dovevano lavorare. Non lo so, cioè sicuramente il personaggio è interessante, però questo non gli toglie il fatto di essere odioso, cioè nel senso è interessante il suo ruolo e il fatto che abbia una crescita gli dà uno spessore. Il protagonista non ce l'avesse sarebbe molto grave e cioè sì, non mi fa cambiare idea sul mio non starmi simpatica. Il suo ruolo lo fa benissimo, cioè è un bel ruolo. Poi non lo so. Allora, se posso, cioè anche questo è un ruolo abbastanza di rottura, diciamo. Cioè magari non è il ruolo che ha rivoluzionato, però cioè al di là del fatto che sia una figura femminile, però anche come appunto come dicevi te, no? C'è un personaggio che può essere per certi tratti odiosa, comunque è un personaggio con la vanità, però vista con una riflessione personale di un certo tipo, cioè insomma è un personaggio che comunque prima non si era visto e anche adesso non si vede molto, secondo me, quindi è un punto molto positivo a mio avviso del film, proprio la proposta di questo personaggio, la proposta di questo tema, no? Di questo film. Ovviamente il dibattito è aperto a tutti e a tutte. Lì anche c'è il microfono, se volete. Yeah. Oh no. No, io volevo dire che secondo me ma è un tratto caratteristico di un po' tutti i personaggi e non so quanto questo sia effettivamente, secondo me, deciso, ok, a livello di regia o quanto anche influenzato dall'epoca stessa in cui il film è ambientato. C'è quel velo di frivolezza quasi che c'è costante un po' in tutti i personaggi, nel modo in cui anche lei, per quanto possa essere sicuramente angosciata alla morte, ogni volta che ne parla con l'amica, eccetera, lo accenna così e le risposte che le danno è sempre ma sì dai, non sarà nulla di grave, cioè e secondo me questo è frutto anche un po' dell'epoca stessa, cioè comunque sono quanti, tipo 15 anni dopo la seconda guerra mondiale? C'era, se non vorrei dire una cazzata, una sorta di boom economico e quant'altro, quindi c'è una sorta di benessere, cioè la guerra in Algeria sì, ma è in Algeria, non è a Parigi. E il fatto che la regista non sia francese, non sia parigina e voglia dare, e penso che sappiamo un po' tutti come in Francia Parigi è un centro abbastanza a sé,
per tanti aspetti, cioè dove la gente di Parigi è diversa dalla gente fuori. E secondo me dare questo sguardo, non so appunto quanto volontario o involontario, accentua un po' quel fatto che tutto può sembrare quasi un po' surreale, cioè nel senso, e può risultare fastidioso appunto questa frivolezza in qualsiasi ambito. Cioè si sente parlare della guerra alla radio mescolata a notizie anche molto più piccole, diciamo, meno importanti rispetto a una cosa come una guerra. E secondo me questo forse può influenzare un po' la visione dei personaggi e il far sembrare fastidioso, odioso, forse lo definirei un po' esagerato come termine, però che dici che cozza un po' con quello che è il tema della morte. E però allo stesso tempo col fatto che, cioè, lei, sta ragazza giovane, molto bella, una cantante, rende proprio l'idea di quasi di ingenuità anche. E che quindi sì, la morte, ma non ho ancora ben capito cosa sia. Cioè, è una cosa che fino a quel momento nella mia vita non esisteva, non l'ha mai toccata. E quindi anche il non sapere bene come processare, come comportarsi, come dirlo alla gente e la gente stessa intorno, più o meno giovane, che comunque la butta quasi sul ridere o sul ma sì dai, andrà bene. Cioè, quasi il dottore stesso, cioè alla fine gli dice sì, 2 mesi di chemio e via, sei a posto. E quindi non lo so, quello secondo me è un tema molto centrale in tutti i personaggi, che forse può appunto rendere l'idea di fastidioso. Cioè io l'ho vista un po' così. Questa è una lettura bellissima secondo me. Ok, c'è una mano alzata, forse c'è un'altra. Sto al 7° cielo, 2 mani alzate. Wow. Vada. No, allora, cioè è una lettura interessante questa che ho sentito. Io non so se sono d'accordo, cioè nel senso, guardando il film, a me non è molto arrivata invece quest'idea di frivolezza, cioè che lei sia una donna effettivamente un po' vanitosa, sì, nel senso lo vediamo soprattutto la prima parte, quando, non so, entra nel negozio, si prova 1000 cappelli, cioè ha questo lato un po', però devo dire che anche nel suo non parlarne alle amiche, addirittura accennarlo, mi sembra quasi al compagno, quello con cui sta insieme, cioè l'ho vista quasi come un'angoscia, capito? Un'angoscia talmente grande dentro di lei che appunto fatica quasi a parlarne con l'amica, con insomma le persone a lei vicine. E comunque un'altra cosa che così stavo pensando guardando il film è che, cioè, sono d'accordo con quello che ha detto Strapp, che secondo me prima, che è interessante vedere come, cioè che cosa fa lei prima di ricevere l'esito, no, di questi esami, quindi potenzialmente di sentirsi dire che sta per morire. Cioè, quindi è interessante osservare quello, però anche il fatto che lei faccia delle cose, cioè che lei non sia passiva a casa a piangere buttata sulla spalla, capito, del suo compagno che peraltro non c'è, cioè voglio dire che in quel momento lì per lei non c'è. E va dalla sua amica, parla con la sua amica, fa delle cose e secondo me, tenendo conto che il film ambientato è stato girato negli anni 60, cioè magari una cosa che adesso noi, cioè, sono angosciato per qualcosa, alzo il culo e faccio, cioè nel senso cerco di essere attivo nella mia vita, cerco di fare qualcosa, però vederlo comunque rappresentato anche in un film del genere, nell'epoca in cui insomma è stato girato, una figura femminile così, per quanto sicuramente abbia i suoi limiti, cioè io non l'ho odiata, nel senso è stata, cioè sì, certo, un po' frivola, però non mi è arrivato, devo dire, questo lato come ho sentito essere arrivato a più cioè così, cioè non mi è arrivato questo lato così frivolo, cioè devo dire a me, in quanto, non so, cioè mi ci sono anche un po' rivista, nel senso, quindi non lo so, volevo dire sta cosa. C'era forse Matilde prima. Scusate. No, rispetto a quello che diceva lui riguardo all'attualità dei temi che vengono toccati durante il film e l'approccio che c'è rispetto a quello che sta succedendo, in realtà è una roba mega attuale. Cioè, se si guarda quello che succede adesso e come viene vissuto adesso, è quello che stiamo vivendo ora. E quindi è super costante. Il fatto che lei sia così frivola e leggera, c'è il fatto che alla visione possa essere una cosa detestabile, dice più cose sull'emozione che suscita in chi vede rispetto a quello che è lei. Non lo so. Cioè mi farei più domande sul perché mi sta sul cazzo lei che vive la sua vita così. No, aspetta, mi faccio più domande rispetto al perché mi dà fastidio lei che vive la sua vita così, più che lei come sta vivendo la sua vita.
niente, questo. Io volevo accodarmi a quello che diceva Margherita prima, sul fatto di questa apparente frivolezza della protagonista, che secondo me si riflette bene su quello che lei fa dalle 5 alle 7, cioè praticamente passeggiare, no? La figura del flaneur che appunto non è semplicemente passeggiare, non è semplicemente uscire e guardare un po' le vetrine, ma è una passeggiata accompagnata poi anche da riflessioni, no? Non è solo occupare del tempo. Quindi quella cosa che diceva Margherita su questa solo apparente frivolezza l'ho rivista molto bene poi proprio nella pratica del flaneur, no? Durante tutto il film. Scusate, ma fosse anche solo cioè non ci fosse profondità in questo personaggio, cosa ci farebbe di male? Cioè non fosse una cosa così profonda, fosse lei veramente così frivola. Ma cioè secondo me è più interessante che la regista l'abbia fatto in questo modo, cioè secondo me, non so rispondere alla tua domanda. Non era una cosa riguardo te. Comunque anche tipo prima si diceva la sua la crescita del personaggio in queste 2 ore, cioè più che la crescita della protagonista in sé, la cosa che cambia tanto è il contesto in cui lei è messa all'interno. Cioè all'inizio sono persone che lavorano con lei e per lei, e comunque anche quando sta nel negozio è gente che la riconosce per il ruolo che ha nella società. Poi a un certo punto lei si isola e diventa una in mezzo a tanti e cioè entra in relazione con una persona che non la riconosce per il ruolo che ha, ma per proprio l'umano che è e il momento che sta vivendo. Quindi non è lei, cioè lei non deve fare niente, lei rimane una stronza dall'inizio alla fine, cambia tutto il resto. Cioè, a me ha gasato il fatto che lei fosse una stronza, però... Chi? Non ho visto. Ma chi devo dare il microfono? Io l'ho viste 2. Una cosa che volevo dire, un po' connessa anche a quello che dicevi, è che lei è sì frivola, ma d'altro canto non può non essere che frivola. La società glielo impone. Lei va dalla chiromante per sentirsi dire: oddio, qual è la verità? Oddio, dimmi cosa mi aspetta. E la chiromante devia. Il medico che le deve dire che morirà, che insomma ha una malattia, la tratta come se fosse una notizia da niente. Dice ai suoi amici, ai musicisti che sta male e loro la vogliono far ridere. Vuole fare una passeggiata con un'amica, eccetera, le dice che ha il cancro, le porta a vedere un film. Cioè, lei è costretta ad essere frivola, è un po'... c'è anche il fatto che questo personaggio sia un po' antipatico, un po' all'inizio, è proprio per il fatto che la regista stessa vuole farci magari rifletterci su questa frivolezza costretta che la società magari ci impone. Un po' questo era il mio pensiero. No, io rompo un po' questa costante flow sulla rappresentazione femminile del personaggio raccontando un aneddoto che conosco sulla chiromanzia, sui tarocchi. Praticamente avevo conosciuto questo gruppo di ragazzi di cui uno leggeva i tarocchi. Siamo andati a casa di un signore che ci ha invitato lì, che intagliava il legno, abbiamo cenato con sua moglie tutti insieme, è stata una serata veramente bella. A un certo punto decidiamo di concluderla facendoci leggere tutti quanti i tarocchi. Io mi sono fatto leggere il mio, dicevo che avrei trovato una fidanzata in estate, non si è avverato, quindi al diavolo. E praticamente poi poi si fa a fare i tarocchi la moglie di quest'uomo che ci ha invitato. E lei il giorno dopo avrebbe avuto una prova canora in chiesa, quindi era un po' in ansia, era un po' preoccupata. Allora pesca 3 carte di tarocchi, passato, presente e futuro, e il passato mi pare fosse una figura femminile di cui ora non ricordo. Poi aveva preso la torre, poi volta la terza carta, quella del futuro, il diavolo.
e dice ma che carta è? C'era il ragazzo un po' a disagio, un po' imbarazzato che faceva pescane un'altra, ma che questa qui non la contiamo, magari del futuro ne prendiamo un'altra. Pesca un'altra carta. Gatto, c'è tanta paga. No, Fermo un attimo. il diavolo non è il massimo che ti può capitare, ecco, diciamo. Ecco. Pesca un'altra carta, la guarda prima il ragazzo, fa un palese facepalm. La moglie, cosa ho pescato? La morte. Sì, esatto, anche lei è una giornatona, comunque è viva, sta bene, non so come sia andata a gara Canora. Un saluto. Facciamo un saluto. Non mi ricordo neanche il nome, scusami. Saluto lo stesso. Avevi fatto gli ottimi asparagi sott'aceto, dai. Ecco, sai chi sono. Allora, sì, sta di fatto che niente, questa visione qua dei tarocchi per me è un po' bizzarra, visto che mi sono fatto leggere una volta e non si sono avverati, forse anche una seconda. Vabbè. Niente, non so se poi come sia. Mi sa che io chiederò ormai come è andata per vedere se la lettura di tarocchi ha influenzato il risultato dell'opera canora. Scriviamo il risultato qui in sovraimpressione. Entra su un terreno estremamente scivoloso per questo cineforum, perché tarocchi fa praticamente rima, anche se non fa rima con, e qui mi rivolgo a Strap che deve rispondere. Jodorowsky. Quindi nei tarocchi deve esserci un qualche tipo di mettiamo tipo una rima un'immagine del supremo baciata. uomo. AB. Ma forse per questi film sarebbe meglio una rima incatenata, perché ragazzi, una rassegna su Jodorowsky, ve la vedete? Per conto vostro. Per conto vostro. Allora, io come Cleo guardo l'orologio e dico: c'è tempo per un ultimo giro? Se qualcuno vuole aggiungere qualcosa. Un'ora e mezza, perché non ha Dalla regia mi hanno detto che stiamo andando bene, però se si vuole c'è sempre tempo per intervenire. A me piaceva molto comunque il discorso che stavo creando prima, tanto che volevo aggiungere poi, però non sono riuscito, la mia battuta preferita del film, che riassume secondo me benissimo tutto il discorso che hanno fatto loro. Se in mondo esistesse un po' di... Scusate, è quella lì. Però non avevo coraggio di dire. No, quando loro due verso la fine sono appunto nel parco e no, lei è triste, perché sei triste? Sto aspettando l'esito di un esame e lui, perché sei una studentessa? Cioè, questo è cioè, secondo me, non scherzo, dice così tanto, soprattutto di quella... Sì, era la corte di Parigi ed era imputata di 16 omicidi. No, io sono d'accordo anzitutto con te, perché effettivamente è anche il modo in cui prendere il film, forse, nel senso che la vita è una giocata, cioè, e il film ha questo tipo di spirito al suo interno, cioè poi sui tarocchi, vabbè, insomma, è una finzione che in realtà si dimostra vera, e questa è una cosa molto alla Vardà. C'è una cosa che tutti hanno visto, però non abbiamo puntualizzato. Il film inizia con i tarocchi, colori, cioè nel senso, tra l'altro. Sì, inizia con i colori, volevo chiederlo prima. Perché Sì, no, possibile. Cioè, possibile. molto possibile. Cioè, è voluta la cosa. Sì, è voluta. No, Agnès Varda risponde che per lei la parte relativa ai tarocchi è la parte finzionale, cioè la parte della finzione che deve essere distinta dalla realtà. Per cui questa è la risposta che dà lei, poi non so come uno la possa o la voglia... Perché è uno stacco notevole. E anche esteticamente molto interessante. Pensavo ci fosse un gioco di colori nel film che non ho visto, che poi non c'è stato, esatto. Finisce sui tarocchi, cioè inizia e finisce lì sulla sequenza dei tarocchi, in questa bella inquadratura in plongée dall'alto, molto, anche questo molto Nouvelle Vague forse. Allora possiamo un ultimo giro magari, così anche adesso la regia che è tornata non ha sentito il mio. Una roba sola volevo dire, solo per riagganciarmi al discorso che si stava facendo su di lei, ed è effettivamente, cioè, in genere, quello che noi pensiamo di persone
non so, cioè immaginiamo appunto una cantante pop, una cantante che non abbia pretese intellettuali nella sua carriera e diciamo sì, ma quanta profondità può esserci dietro? Cioè, e questo è per questo che il personaggio diventa tanto più interessante, secondo me, perché è esattamente il tipo di personaggio che non ti farebbe porre domande di tipo esistenzialista. E però la sua vita è una vita come tutte le altre ed è qui che la regia le dà dignità in un certo senso, no? Fa uno zoom molto profondo sulla sua condizione e mette in luce questo, quindi a me piace ancora di più questo fatto, cioè il fatto che in effetti, cioè tra le tante vite che uno potrebbe prendere, perché prendere proprio questa cioè per farci il soggetto di un film? E invece riesce a fare il soggetto di un film. Sì. E che film, insomma. E che film che ci piace molto, anche perché non so chi ha visto, ma un inquadrato di questo film è una delle mie foto profilo su Telegram e voi direte perché? Perché ragazzi c'è il gruppo Telegram Macchinette Gen Z dove io oggi ho offerto 3 posti, Padova Arcella, Castelfranco Veneto, quindi entrateci, ok? Perché salviamo il pianeta. Ok, l'ultimo giro, a quanto ho capito, non ce n'è, quindi passiamo... Formula. No, vabbè, io Sì, non sono degno. Sì, quindi no, lo fai. Seba, ti tocca. Manca Andrea, quindi lo fai da solo? No, lo facciamo insieme. Lo farà Carlo. Cerco di dirlo nel momento giusto. Vuoi? Sì, prova. No, Coppia inedita. Va bene. Ok. Se vi è piaciuto Cleo dalle 5 alle 7 di Agnès Varda, amerete. Partiamo dai vostri. Quali sono i vostri? Non c'è Arianna per spiegarci Deus Ex Machina, purtroppo, e neanche io saprei spiegarlo. Quindi, ok, quello lo escludiamo. Gli altri, vabbè. Dunque, parto da Fuoco Fatuo di Louis Malle, che è un altro regista che più o meno lavora in quegli anni. Shout out. Che invitiamo, ma lui non penso verrà mai. Non penso verrà mai. No, vabbè, ciao. Louis Malle è un regista che in realtà ha iniziato la sua carriera un po' prima della Nouvelle Vague, poi ci si è in qualche modo inserito perché era un regista comunque un botto di bei film. Un botto di bei film. Fuoco Fatuo è la storia di una persona che medita di suicidarsi, quindi è un po' il controcampo di quello che abbiamo visto stasera, cioè non c'è una speranza di vita dentro questo film, ma c'è una risoluzione che punta dritta verso la morte. Non credo sia un film che si svolge nell'ambito di una giornata sola, ma di 2, però è comunque interessante, insomma, molto interessante. Viene da un libro di Drew La Rochelle, però va messo. Bello. La Cuccagna, che tra l'altro io vorrei segnalare che lo faranno a Treviso, all'Eder. No, non so se questo lo salutiamo. Luciano Salce, che è un regista noto per aver fatto i primi 2 Fantozzi, in realtà poi è un regista estremamente interessante che qui fa un film nel 62, tra l'altro, quindi coevo a questo, sulle 2 giornate di una ragazza che sta cercando lavoro nell'Italia del boom e fa una serie di incontri non ha un profilo su LinkedIn, più pessimi, e quindi è un film in realtà paragonabile a questo, molto interessante, molto bello, e c'è Luigi Tenco che fa una parte importante. Spero che lo prendiate all'Edera quando verrà fatto, non mi ricordo le date, è all'interno del premio Vincenzoni, non so. Sì. Vabbè, questo io non so dirvi quando, ma vabbè. Io Emanuele è un film, è bizzarro perché questo è un film che se avete visto questo... Hai una frase di senso compiuto per questo film e poi... Allora, tipico film degli anni 60 con una serie di tecniche di ripresa curiose, quasi sperimentali. In realtà è un film commerciale, venduto come tale, che potrebbe o incuriosirvi o innervosirvi, o se avete amato Cleo dalle 5 alle 7 per lascio scoprire. Deus Ex Machina abbiamo tipo descrizione di Arianna fatta in sovraimpressione. La leggerete nei nostri profili Esattamente. social. Ci seguite? Sì, no, forse se non lo seguite, sappiamo. Seguiteci esatto al prima possibile. Grazie per essere stati qui con noi. Aspetta, stiamo in chiusurissima. Cleo ho perso. Vabbè, Cleo dalle 5 alle 7, ma Spazio Zefiro dalle 21 in poi, tutti i venerdì, quasi tutti i venerdì, che poi cominciamo alle 21:15. Poi... va bene, insomma, è tutto un dettaglio. Grazie.
Un applauso a Luca Antonello, direttore artistico. E a Michael. Venerdì prossimo un grande film Che c'entra con un film che abbiamo fatto. che c'entra con un film che abbiamo fatto. Venite. Venite. Cioè, un grandissimo Allora, facciamo un riferimento. È finito.